Ritorna in onda Casa Stipanci. E quei vis-à-vis? Ma i muli qua, vis-à-vis, questi... Sì, Ciano, i muli che sta qua, vis-à-vis. Ah, ma è per quello allora. Si chiama vis-à-vis. Oh là, eccoci. Ciano, ma stai male? Hai ciappato qualcosa? Ma no, ma cosa? Non so, è che in questi giorni dietro mano sento che tossi. Che tosso? Sì. No io. E allora chi? Brian, tu stai bene? Come c'è? Ah, beh, lui sicuro non sta male. Allora... Ah, aspetta, sarà sicuro uno dei muli di là. Di là, di qua, vis-à-vis. Sì, i muli che sta qua. Ah, tu dici? Sì, sicuro. E starà male? Non so io, ma sicuro avrà acciappato freddo. Siamo in marzo, ma non è ancora di andare fuori con un cavemeti. Con un cavemetto. Sì, dai, c'è ancora Gima. Gima. Di mattina e di sera è cosa di battere brocche ancora. Ah, beh. C'è di imbacucchiarsi così va fuori. In Baku. Sì, di vestirsi bene. Ah, sì, sicuro non vado fuori maglietta. No, guai, dopo sicuro ti ciappi una bronco. Ah, no, grazie. Ed imbacucchiarsi e con suffia magari mettere anche un clabucco. Un clabucco. E dall'altra parte... Sì, boh, ma sono negativo. Lo so. Se potessi anche tirar su di quel letto, di quel divano. Sì, lo so che sono negativo, ma mi sta ancora male, lo sento. Sì, ho capito che se senti, ma il tampone è negativo, se finì, basta. Ma non sei finì, mi sento male, il virus mi ha travolto, è distrutto fisicamente, psicologicamente. Boh, ma sono ancora vivo, Sì. Ma comunque febbre non te ga mai avuto. Raffreddormelo che meno, altro non so. Ma il mio è un star mal globale, generale, di tutto. Sì, boh, ti te sta mal di testa, ma non sei colpa del Covid. E poi con una spossatezza, non ho più forze, sono qua, inerme. Dove? In meme? Inerme. Ti adesso se sta passare sto benedetto virus. Se puoi ciappare e andare fuori di nuovo, te la finì la quarantena. Ma non che la faccio, non ho le forze, e comunque... Sì, beh, che comunque come che non te andavi fuori prima, adesso non sai che... Ma anche volendo, mi sta ancora malissimo, me lo sento. Ma cosa te se senti mai? Sento che ho ancora il virus dentro di me, che i miei anticorpi non sono arrivati a sconfiggerlo, dovrò fare un test sierologico. Sì, boh, ma scusa un salto, ti c'ha sto virus e non ti ho nessun sintomo, niente. Come no? Non è vero, mi ho avuto tutti i sintomi e dico ancora. Ma se te avevi 36,9 al massimo, neanche un po' di alterazione. Ma sei stato debilitante, provante, e il mio corpo che ne risenti. Ma cosa risenti? Non aver avuto niente? Ti noti che ha passato quel che ho passato me e non ti si può rendere conto. Ah no, beh, son mica non capisco. Sì. Sì, boh. Anzi, adesso che penso, forse sarà meglio che mi metto una mascherina in più. Un'altra mascheretta? Sì. Ancora? E cosa? Perché mai? Perché adesso il mio fisico è più debilitato e più a rischio di sapere. Ma scusa, ma senza cazzo da ciappare il Covid, non te hai anticorpi. Ma mi non voglio rischiare, visto quel che ho passato. Boh, ma a parte che non te sono sta male, ma ormai sei passato, basta. Ma sei sempre a rischio, sei sempre pericoloso. Gian Giulio mio. Era Casa Stipanci. E quei vis-à-vis? Che praticamente se quei... Gian, come si chiama? Con tutte quelle mascherine indosso. Sì, boh, ma non sei solo lui, sei anche la Loredana, no?